A Gosaldo, nelle zone colpite dal maltempo del dicembre 2020, i danni sono ancora ben visibili e si sommano alle conseguenze di Baia. Per questo motivo il sindaco, il presidente della provincia di Belluno e il consigliere delegato alla difesa del suolo hanno fatto un sopralluogo il cui scopo lo spiega lo stesso primo cittadino. Per vedere le varie problematiche occorse all'ultima calamità di dicembre, eh, per capire come procedere tutte le varie somme urgenze, e perché ne abbiamo veramente tante e oltre le somme urgenze abbiamo parlato della viabilità della SP3, il discorso della fibra sul nostro territorio e i vari servizi che siamo attualmente scoperti. Si sono così valutate le possibili strategie di intervento in un comune in cui, da Baia in avanti, ogni evento meteo, un po' più forte del normale, ha provocato danni. In particolare si è discusso di viabilità, che a Gosaldo significa oltre 60 km di strade tra provinciali, comunali e secondarie, con la SP3 che in località Corde Mole sta cedendo in un tratto a causa di una frana storica, mentre a Rennes i due ponti crollati a dicembre sono stati sostituiti da una pista provvisoria che ha però bisogno di essere resa stabile, mentre la località di La Veder presenta ancora una linea elettrica a terra. Tutti motivi per i quali si sta lavorando con Veneto Strade allo scopo di intervenire il più rapidamente possibile in tutte le situazioni di disagio.